Come sono andati questi ragazzi? Sì, ragazzi molto emozionati, come è normale che sia un concorso così importante. Abbiamo selezionato 4 candidati che passeranno direttamente alla semifinale di stasera alle ore 21. Il programma è molto impegnativo, proprio come i concorsi, diciamo, quelli internazionali, quelli famosi. Perciò Chiavari veramente sta organizzando una cosa di alto livello. È un grande piacere essere qua. Per chi conoscesse meno o poco lo strumento del clarinetto, ci vuole raccontare al pubblico che tipo di strumento è, quindi anche l'occasione di venire ad ascoltarlo stasera e domani qui all'auditorium. Diciamo che era lo strumento adorato da Mozart. Mozart si è innamorato di Stadler, questo straordinario solista, e ha dedicato un quintetto, un concerto, e quindi quando sentì la prima volta il clarinetto a Mannheim nell'orchestra disse: ah, se avessimo anche noi a Salisburgo i clarinetti sarebbe straordinario, questo suono che ricordava veramente la voce umana. Diciamo che ha avuto tantissimo successo con Weber, poi avremo le sonate di Brahms con un altro grande solista, Muffeld, che era stato l'ispiratore degli ultimi capolavori di musica da camera da parte di Brahms e così via. Quindi diciamo che forse anche è vero, è il principe degli strumenti a fiato perché è quello forse più dotato, quasi di 5 ottave, e poi ha avuto, anche se ci manca una parte della storia della musica molto importante che è il barocco, però diciamo che poi abbiamo recuperato tutto anche nel Novecento e nel contemporaneo, diciamo che siamo molto fortunati. Ci sono state la prima fase con le eliminatorie, adesso la giuria si è ritirata per deliberare, vedere chi continuerà domani oppure qualcuno verrà eliminato purtroppo. È una bella decisione perché ascoltandoli veramente è molto difficile dare un giudizio su questi bravissimi ragazzi. La giuria è molto tosta e i pezzi anche sono molto tosti. C'è stata una preselezione tra tutti i conservatori e alla fine sono arrivati in 10 a partecipare, quindi già questi 10 qua sono già molto bravi.